Salve amici del gruppo, ci troviamo in una location mozzafiato, siamo nel Belvedere di Castellammare, avete appena visto inquadrato il porto di Castellammare, una location che vi consiglio per chi non la conoscesse di venire a visitare. Diciamo posti meravigliosi in Sicilia, noi siamo qui per il terzo episodio di questa rubrica sul vino siciliano e lo facciamo naturalmente in compagnia del sommelier Antonino Palazzo. Buongiorno gruppo. Oggi, Antonino, parleremo del grillo. Grillo. Parliamo delle origini del grillo. Il grillo ha delle origini molto interessanti, è un clone fra due vitigni altrettanto importanti, il Moscato d'Alessandria e il Cataratto. Il barone Mendola intorno alla seconda metà dell'Ottocento, nel 873 circa, 74, mise a dimora questi due semi, questi due cloni, e riuscì a spuntare fuori questa piantina che poi fu chiamato grillo per alcuni motivi. Quali sono le zone di maggior produzione del grillo? Le zone di maggior produzione del grillo, guarda, noi in Sicilia abbiamo una zona vocata che è quella del Trapanese, che va da Alcamo fino a Marsala e giù, che è una zona proprio vocata dei vini bianchi, e il grillo lo fa da padrone. Questo è fondamentale, bene saperlo. Qui noi abbiamo grande espressione di grillo che poi vedremo perché Ha avuto un successo enorme, è, diciamo, uno dei vini siciliani maggiormente venduti. Come mai questo successo? Il grillo, come qualche altro vitigno, seguiva un pochino il Marsala. Il Marsala decade lentamente verso gli anni 60 e così i vitigni interessati persero anche un po' di questo fascino. Il grillo serve a fare il Marsala. Esatto, successivamente però gli agricoltori capirono che questo grillo poteva essere vinificato a solo e quindi dare la massima espressione di acidità, di tendenza dolce, aveva un grande patrimonio genetico e così dopo gli anni 60 cominciarono a involtire, ad aumentare la produzione fino a oggi, che il grillo, diciamo, lo fa da principe. Oggi abbiamo il piacere di avere ospite nel nostro episodio un grande enologo, Sebastiano Polinas, enologo della cantina di Legami di Castellammare. Non potevo giustamente non coinvolgere una cantina del luogo in cui ci troviamo. E ora Sebastiano ci parlerà meglio di questo grillo, il Berlinghieri, cantina di Legami. Ciao a tutti innanzitutto. Siamo qua a parlare del grillo, in questo caso abbiamo la cantina di Legami ospite con il suo enologo Sebastiano Polinas. Volevo sapere intanto dal nostro maestro cosa ne pensi di questo grillo. Questo grillo, io credo di avere una perla nelle mani, già gli odori, i profumi di questo grillo, il colore durato, con dei riflessi pergolini che indicano la freschezza di questo. Al palato lo trovo sapido, fresco, longevo. Questo è un vino che può tranquillamente rimanere 2 anni, in assaggio è ancora matura, infatti è in ascesa di maturazione, sta ancora maturando, ma non per questo non ha raggiunto il suo equilibrio, questo grazie all'ottima vinificazione. Volevo chiedere a Sebastiano qualche dettaglio in più su questa cantina di Legami. Sì, è una cantina la cui famiglia praticamente vive a Castellammare del Golfo, ma i terreni praticamente sono a pochi chilometri da Castellammare del Golfo, oltre questa montagna. È un'azienda di 40 ettari vitati a regime biologico, dove il grillo, il terricone, l'insoglia e il nero d'avola sono i vitigni con i quali noi lavoriamo maggiormente. Abbiamo solo 2 internazionali, che è lo Chardonnay e il Syrah. Ma il grillo è la nostra forza, è quello che per me è una sorta di laboratorio, un laboratorio che mi porta sempre ad esaltare le caratteristiche di questo vitigno, che sono sicuramente l'aromaticità, e soprattutto stiamo lavorando a un tenore di solfiti molto basso e su un vino che duri nel tempo. Questa è la cantina di Legami sintetizzata in pochi secondi. Invece volevo chiederti, Sebastiano,
qualche nota in più su questo Berlinghieri, questo grillo di legami? Allora, come ho detto prima, questo grillo praticamente è frutto di studi, di approfondimento che sono appunto il risultato di tanti anni di studio per quanto mi riguarda e anche di prove in campo per quanto riguarda questo grillo. Ho notato solo una cosa, che nel corso degli anni ho cambiato un po' l'aspetto organolettico di questo vino. Come? Variando la maturazione delle uve. Ho notato che praticamente raccogliendo le uve verdi si possono ottenere dei vini freschi con caratteristiche aromatiche non persistenti, ma man mano che la maturazione aumenta e si va su un colore verde-giallo della bacca, si arriva ad avere delle note tioliche, di agrumate e soprattutto affascinanti che sono appunto il frutto tropicale. Man mano che si va avanti con la maturazione va via la nota tiolica, quindi l'agrume, e rimane solo la parte degli esteri che prevalentemente banana, melone e frutta tropicale invece. Interessante. E allora, volevo chiederti, maestro, ma con che cosa lo abbineresti questo grillo? Ah, guarda, per la freschezza, la sapidità, l'acidità che ha questo e l'agrumato che ha questo vino, io subito lo metterei su dei crostacei, per esempio su delle mostre, delle aragoste, ma non solo questo, anche sui formaggi, non stagionati, no? Sono stagionato, forse anche qualche formaggio un po' dolce. Sì, cremoso. Questo è, oppure un pulino, mi piace sempre, e quindi lo contengo. Lo proveremo presto. Ma allora. certamente, ma certamente. Che barcato?